Bentrovati, oggi parliamo di salute e soprattutto di prevenzione. Sappiamo quanto sia importante una diagnosi precoce per combattere efficacemente un tumore. Marzo è un mese ideale per la donna per eseguire diversi screening che l'ASP di Catania offre gratuitamente. Assieme agli screening anche altri servizi e di questo ne parleremo con la dottoressa Cristina Mauceri. Grazie dottoressa per essere qui con noi. La dottoressa è la dirigente medico dell'unità operativa complessa di prevenzione malattie cronico-degenerative e degli screening oncologici dell'ASP di Catania. Quindi dicevamo sono degli screening che ovviamente le donne possono eseguire durante tutto l'anno, ma a marzo c'è, come dire, un impegno maggiore dell'ASP di Catania che apre i propri ambulatori in maniera diversa per offrire alle donne e anche per sensibilizzare le donne ad effettuare alcuni screening. Vogliamo dire quali sono questi che voi soprattutto raccomandate? Sì, intanto vi ringrazio per l'opportunità di parlare della prevenzione dei tumori, che sono tra le patologie più frequenti nel mondo, ma anche in Sicilia. E noi organizziamo, per fortuna abbiamo l'Arma per prevenirli, e organizziamo gratuitamente 3 screening che sono quelli approvati dal Ministero della Salute, quello per la prevenzione del tumore al seno, che è rivolto alle donne tra 50 e 69 anni, offriamo una mammografia gratuitamente ogni 2 anni, quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina o collo dell'utero, che viene offerto alle donne tra 25 e 64 anni con un test differenziato sulla base delle fasce d'età. Alle donne più giovani viene offerto un pap test ogni 3 anni, mentre alle donne quindi nella fascia da 25 a 29 anni, mentre alle donne da 30 a 64 anni un test HPV ogni 5 anni. Questo è un test ancora più efficace nella prevenzione del tumore del collo dell'utero, perché riesce ad individuare l'infezione da papillomavirus, che è una delle cause del tumore della cervice uterina. E poi un terzo screening che è rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni per prevenire il tumore del colon retto. È un test molto semplice, offriamo un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, il cui kit si può ritirare in farmacia in modo molto semplice. È un esame semplicissimo, addirittura a volte sono le stesse farmacie che lo propongono, perché sono in convenzione con l'ASP, immagino. Sì, grazie alla collaborazione con Federfarma abbiamo la possibilità, i cittadini e le cittadine hanno la possibilità di ritirare questo kit nelle farmacie del comune di abitazione. Sono oltre 300 diffuse in tutta la provincia di Catania e possono presentarsi in farmacia anche senza aver ricevuto la lettera di invito che normalmente viene invitata per coinvolgere la popolazione all'interno dei programmi di screening. Basta seguire le istruzioni del farmacista per eseguire il kit a casa, per il test a casa, e nel caso di positività, che ci tengo a ricordare non è necessariamente indicativa della presenza di un tumore, ma serve soltanto a indicare che è necessario eseguire un approfondimento, e gli utenti vengono contattati telefonicamente per eseguire una colonoscopia. Quindi, ecco, dobbiamo specificare. Il kit che si ritira in farmacia è un esame molto semplice che si esegue a casa, quindi nella propria abitazione, con la propria privacy, niente di invasivo, niente di particolarmente, non è doloroso, non è doloroso, è un test molto semplice che richiede pochi minuti. C'è differenza tra la colonoscopia, che invece quello è un altro tipo di accertamento. È un accertamento che viene offerto alle persone che hanno una positività al test di primo livello, quindi molte persone hanno un po' paura, in alcuni casi così ci è stato riferito quando abbiamo avuto la possibilità di confrontarci direttamente con gli utenti, perché pensano che il test che offriamo in prima istanza sia la colonoscopia, che è certamente un esame più invasivo, anche se ormai viene offerto in sedazione, quindi i fastidi sono certamente molto ridotti. Ma il consiglio qual è? Quello di prima fare questo test a casa con questo kit e poi eventualmente la colonoscopia, o in base all'età, in base anche se c'è una forma di ereditarietà, eseguire direttamente la colonoscopia? Perché
di questa opportunità di eseguire l'esame per trovare il sangue occulto nelle feci se ne sente parlare molto poco, mentre più spesso si sento le persone che dicono sì, ho prenotato una colonoscopia. E invece il test per la ricerca del sangue occulto è efficace, così come dimostrato dal Ministero della Salute, dalle linee guida europee, per diagnosticare il tumore del colon retto, perché è in grado di individuare la presenza di sangue nelle feci, che può essere non visibile all'occhio nudo, che può essere uno dei primi sintomi di allarme della presenza di un tumore del colon retto, e quindi può essere eseguito tranquillamente tra 50 e 69 anni, facendo eseguire invece la colonoscopia solo ai casi in cui questo test, riservando la colonoscopia ai casi in cui questo test è positivo. Per le persone che hanno invece una ereditarietà oppure altri fattori predisponenti, è sempre bene consultare il proprio medico di famiglia, che potrà indirizzare verso il percorso più appropriato. Grazie. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che possono rivolgere una domanda alla dottoressa Mauceri attraverso il numero 342 7455 005, lo vedete in sovraimpressione, con un messaggino. Io lo girerò alla dottoressa e quindi saremo sicuramente da voi a darvi tutte le specifiche del caso. Ecco, come si fa a prenotare questo tipo di esami? L'accesso è semplicissimo. Per partecipare agli screening si può rispondere alla lettera di invito che la popolazione target riceve al domicilio, oppure contattare un numero verde che è 800 894 007, che è dedicato esclusivamente alla prenotazione degli esami di screening e al quale rispondono delle operatrici instancabili che prenotano i test nei consultori e negli ambulatori della provincia di Catania, per i quali tra l'altro c'è un'ampia distribuzione, perché abbiamo 35 consultori familiari e 11 ambulatori di mammografia. I tempi di attesa sono brevi, è possibile fare il test in uno qualsiasi degli ambulatori o consultori sulla base delle esigenze della donna, e le donne, le operatrici tra l'altro ricontattano le donne che lasciano un messaggio in segreteria qualora trovassero le linee occupate oppure negli orari di chiusura. Ma ci sono degli orari per telefonare a questo numero? Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30, ma anche negli orari di chiusura è possibile lasciare un messaggio, come dicevo, per essere ricontattati. Di solito le operatrici ricontattano al termine dell'orario di lavoro o al massimo entro la giornata successiva. Quindi, come stiamo capendo, è veramente molto semplice ed è un momento per approfittarne. Ecco, ma non sono questi screening offerti gratuitamente solo nel mese di marzo, è un servizio che l'ASP di Catania offre durante tutto l'anno? Sì, viene offerto durante tutto l'anno. Marzo ci ha dato l'occasione per potenziare alcuni servizi e in particolare ampliare gli appuntamenti presso gli ambulatori di mammografia e presso i consultori, prevedendo anche delle aperture straordinarie. Però è possibile accedere in qualsiasi momento ai nostri ambulatori e consultori, quindi non c'è una data di scadenza neanche dell'invito. Se è stato ricevuto anche qualche mese fa è ancora possibile contattare per prenotare gli esami. Bene, io direi di fermarci per qualche istante, diamo la pubblicità, nel frattempo voi utilizzate il numero 342 7455 005 se volete rivolgere una domanda alla dottoressa Mauceri. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando di prevenzione, di diagnosi precoce di alcuni tumori che, se diagnosticati in tempo, possono essere brillantemente curati e salvano, e in questo caso ci si salva la vita. Siamo con la dottoressa Cristina Mauceri, che è il dirigente medico dell'unità operativa complessa di prevenzione malattie croniche degenerative e degli screening oncologici dell'ASP di Catania, che mette a disposizione delle donne, ma anche degli uomini, nel caso abbiamo appena adesso parlato del test per scoprire il sangue occulto nelle feci, anche per gli uomini in questo caso, ma stiamo parlando di screening
mirati alle donne. Dunque, abbiamo detto che c'è un numero verde che è l'800 894 007, telefonando a questo numero, che vedete anche in questo momento, la regia ce lo sta mostrando, è quello lì in verde ed è perfettamente visibile. Ecco, telefonando a questo numero ci saranno degli operatori che gratuitamente prenoteranno una visita, un esame. La dottoressa ci ha spiegato che nel caso il numero è occupato o si può lasciare un messaggio e poi si verrà ricontattati. Ecco, però c'è anche un altro modo per prenotare, e cioè attraverso il medico di famiglia? Sì, è stata di recente attivata questa possibilità che ha un duplice vantaggio per gli assistiti, perché hanno un'ulteriore facilitazione nell'accesso e poi possono contare sulle informazioni ricevute dal proprio medico di famiglia che li può orientare nel percorso di prevenzione corretto. È possibile infatti prenotare presso gli studi del proprio medico, il medico accede ad un portale che è dedicato e può selezionare l'appuntamento che è più vantaggioso per le donne, per gli assistiti. Quindi, ricapitolando, mammografia ogni 2 anni, l'ASP Sì. la offre gratuitamente alle donne che vanno dai 50 ai 69 anni. Poi c'è un altro test Poi che c'è si il può test fare. per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. I test sono 2, il PAP test per le donne da 25 a 29 anni e l'HPV test per le donne da 30 a 64 anni. Quindi a seconda dell'età ci sono questi, chiaramente il medico sa di che cosa. Sono molte le donne che stanno effettuando invece i vaccini per prevenire il papillomavirus? C'è stato un aumento delle vaccinazioni per il papillomavirus e è associato, la vaccinazione associata allo screening è una strategia efficacissima per arrivare nel futuro a ridurre moltissimo i casi di tumore della cervice uterina. Dottoressa, nella malaugurata ipotesi che uno di questi screening, o la mammografia o l'altro test, eccetera, diano una diagnosi negativa, negativa nel senso che c'è un sospetto tumore, cosa accade? Io tengo sempre a ricordare che lo screening non è un test ma un percorso in cui gli assistiti vengono letteralmente presi per mano tutto l'iter che devono seguire per confermare o escludere la diagnosi ed eventualmente eseguire le terapie. In particolare nel caso di sospetta positività gli utenti vengono contattati telefonicamente dalle unità operative di screening dell'ASP di Catania e viene effettuato un approfondimento che nel caso dello screening mammografico è un'ecografia, per lo screening ginecologico. E anche quella viene effettuata gratuitamente in questo caso? Sì. Quindi la donna effettua una mammografia, dà esito positivo, significa che c'è il sospetto di un tumore. Sì. L'ASP la non abbandona non le la donna che ha ricevuto questa diagnosi. Né in questa fase dell'approfondimento, né se fossero necessari ulteriori approfondimenti o i trattamenti, perché le donne vengono prenotate direttamente presso una delle aziende ospedaliere o strutture accreditate che sono anche, in questo caso, sede delle breast unit, nel caso del tumore del colon retto, sede dei centri di riferimento e con le aziende ospedaliere c'è un dialogo costante sia tra le direzioni che tra i professionisti che operano all'ASP e presso queste aziende per cercare di migliorare sempre i percorsi di presa in carico degli assistiti, anche promuovendo delle nuove progettualità a tutela e nell'interesse esclusivo della salute di tutti. Quindi mammografia, c'è il sospetto di un tumore, l'altro step è ecografia, se anche quella conferma che c'è un tumore, l'ASP indirizza e questo quindi non solo in una delle sedi dell'ASP, quindi gli ospedali della provincia, ma anche gli ospedali cittadini, perché sono convenzionati con l'ASP. Ma in questo caso la donna può scegliere quale ospedale operarsi? Certo, la donna può scegliere liberamente la struttura in cui eseguire eventuali ulteriori approfondimenti o terapie sulla base delle breast unit che sono approvate nell'ambito della rete senologica.
Bene, mi sembra tutto molto chiaro e quindi sono certamente le opportunità da cogliere, non occorre, paghiamo tutti il Servizio Sanitario Nazionale, quindi quando c'è qualcosa che ci viene offerto gratuitamente è bene utilizzare questi servizi. Si parla tanto di sanità malata, di mala sanità, quando c'è qualcosa che invece funziona è bene dirlo, è bene dare anche spazio a tutto quello che in realtà funziona. Il 342 7455 005 è a vostra disposizione, vediamo se arrivano alcune domande, ma qui stavamo dicendo anche il PAP test, questo viene effettuato in quali strutture? Nei consultori familiari che sono distribuiti in tutta la provincia, come dicevo poc'anzi sono 35, anche in questo caso si può prenotare attraverso il numero verde oppure ci si può rivolgere direttamente presso il consultorio che prenoterà il test e lo effettuerà. C'è anche un'altra modalità per accedere per gli uomini e le donne che intendono partecipare agli screening, che è quello di mandare una mail a un indirizzo dedicato che è screening@aspct.it, lasciando il proprio nominativo e il recapito per essere ricontattati dalle nostre operatrici. Bene, c'è una donna che ci dice: vorrei sapere a che età la mammografia si può fare tramite ASP gratuitamente per la prevenzione. A partire dai 50 anni e fino ai 69 anni. Poi in maniera polemica dice: ma perché fate sembrare tutto semplice e veloce quando in realtà bisogna attendere per un esame oltre un anno? No signora, abbiamo ricevuto invece dei feedback positivi, quindi non è la dottoressa che lo sta dicendo, ma ci sono altri telespettatori che stanno dicendo esattamente il contrario e che stanno facendo i complimenti. Io magari non li ho letti perché sembra quasi quasi che vogliamo sponsorizzare l'ASP, ma non è così, quindi ci sono delle donne che ci stanno scrivendo che effettivamente il servizio funziona. Quindi, dottoressa, questo glielo devo dire perché ci sono delle donne che stanno scrivendo, dice effettivamente è vero, io ho prenotato e subito sono stata indirizzata nel modo giusto. Piacere. Quindi poi c'è una persona che ci scrive: ho 49 anni e mi sono sottoposta 2 volte a coloscopia come prevenzione per ragioni ereditarie, ho sempre accusato dolori nonostante la blanda sedazione, che soluzione potrei avere? Per questo si deve rivolgere al medico di famiglia oppure ai centri di riferimento per la colonoscopia, che sapranno sicuramente indirizzarla in modo opportuno. Certo, la signora di prima ci dice, no, è un altro telespettatore che ci chiede perché c'è un limite di età? Perché le linee guida europee e anche nazionali hanno dimostrato che in quella fascia d'età è più frequente la possibilità che possa svilupparsi un tumore, quindi questa è una fascia d'età che è valida anche a livello europeo. Quindi capiamo bene che la prevenzione, cioè la diagnosi precoce, conviene anche al Servizio Sanitario Nazionale, perché una cosa è curare qualcosa che si risolve in pochissimo tempo, quando invece le malattie vanno avanti anche al Servizio Sanitario Nazionale costa molto di più prendere in carico un paziente che ha bisogno di molti più interventi, di chemio e di quant'altro, quindi questa è la razionalità, la ratio di questi interventi rivolti a una popolazione fascia, che è molto che è quella vasta, più a rischio, che diciamo. è quella più a rischio per fasce d'età, certo. Quindi ci sono degli studi che sono stati fatti e quindi ci si comporta in questa maniera. Vediamo qualcun altro che ci scrive. La richiesta prenotato per maggio, molte strutture accolgono solo malati oncologici, come si può parlare di prevenzione con queste tempistiche? Ecco, questa persona però sta parlando di un ospedale, cioè nel senso ha prenotato direttamente un ospedale e le hanno dato un appuntamento molto in avanti. Vogliamo fare la distinzione fra prenotare tramite l'ASP e prenotare in un ospedale? Sono 2 liste completamente diverse, quindi ha ragione questa telespettatrice probabilmente, che telefonando in un ospedale probabilmente le liste d'attesa sono più lunghe. Sono 2 liste diverse, i nostri ambulatori sono dedicati esclusivamente,
di ambulatori di mammografia sono dedicati proprio a eseguire le mammografie di screening, e quindi le liste di attesa sono chiaramente più brevi. Quindi c'è anche da fare questa distinzione, giustamente chi ci segue da casa, è facile fare confusione, perché appunto se si prenota in un ospedale le liste d'attesa sono maggiori, poi si passa dall'ASP, molti non lo sanno, e invece come dire, si ha una sorta di canale preferenziale, perché l'ASP è proprio, come dire, è la sua mission, Esattamente. La mission dell'ASP è proprio quella, no? È quella di erogare delle mammografie, in questo caso, che abbiano come scopo la prevenzione. È chiaro che se si hanno dei disturbi che sono diversi, cioè se la mammografia viene eseguita per ragioni diverse dalla prevenzione, devono essere indirizzati verso le strutture più opportune. Però le mammografie di screening possono essere eseguite, ripeto, con tempi brevi all'interno delle strutture dell'ASP e nelle fasce d'età che sono in questo momento indicate. Qualcuno ci dice se per favore possiamo far vedere, lo chiediamo alla regia, se possiamo far vedere nuovamente il numero di telefono per prenotare uno di questi esami. Ecco, lo vedete lì, è 800 894 007. Molte persone ci stanno chiedendo lumi sulle colonscopie, praticamente se c'è una possibilità diversa per poterle fare come preparazione. Questo forse è il medico che esegue. Sì, è il medico gastroenterologo che poi esegue la colposcopia, che può dare tutti i ragguagli sui metodi per eseguire la preparazione, anche sulla base di quanto riferito dagli utenti. Ecco. Certo. Dottoressa, io la ringrazio. Grazie. Vogliamo dare un'ultima indicazione ai nostri telespettatori, una raccomandazione, cosa vogliamo dire in chiusura? Vi invitiamo a contattare il numero verde, speriamo di accogliervi numerosi nei nostri ambulatori e nei nostri consultori, perché la prevenzione può salvare davvero moltissime vite, e in questo momento questi strumenti, che sono efficaci, sono purtroppo poco utilizzati. Se tutti aderissero all'interno di queste fasce d'età, o comunque se si aumentasse la partecipazione, riusciremo a salvare nell'ambito dei programmi di screening circa 1500 persone nella sola provincia di Catania ogni anno. Sì, non abbiamo detto, e magari lo ricordiamo in chiusura, che ci sono anche dei consultori che l'ASP mette a disposizione degli utenti. Sì. Sono dei luoghi dove ci si può rivolgere per qualunque altra problematica. Qualsiasi altra necessità, certamente. Vogliamo specificare cosa fanno I consultori, ma si occupano del benessere e della salute della donna, quindi la prendono in carico sotto tutti gli aspetti che possono riguardare la salute della donna. Certo. E quindi possono accedere ai consultori anche i maschi, per avere anche informazioni sulla vaccinazione e sulla salute della coppia. Certo. L'ultima domanda, la soddisfiamo anche questa nostra telespettatrice: ho fatto la mammografia, è possibile prenotare l'ecografia? No, perché abbiamo detto che la mammografia, se non c'è nessun rischio, non è stato rilevato nulla di strano, l'ASP offre solo la mammografia. Il primo livello offre la mammografia, l'ecografia, come dicevo, è un esame di approfondimento per le persone che dovessero presentare un sospetto, una lesione sospetta. Quindi, signora, non può prenotare l'ecografia se è tutto ok. Se invece le è stata fatta una diagnosi di un sospetto tumore o di una calcificazione o qualcos'altro, allora sì, l'ASP può prenotare una ecografia e poi da lì si avvia un percorso anche di intervento chirurgico, insomma non verrà lasciata sola. Credo che abbiamo soddisfatto un po' a tutti i dubbi che ci sono stati posti. Grazie dottoressa Mauceri. Grazie a voi per questa opportunità. E allora approfittiamo di queste possibilità che offre l'ASP di Catania. Del resto, quando ci sono queste campagne di informazione è perché effettivamente c'è la necessità di far conoscere alle persone di questi servizi. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.